Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, sabato 16 novembre. Una delusione per tutti il mancato nulla osta da parte del CONI e quindi l'impossibilità di giocare al Ballarin, al fortino come lo chiama la tifoseria, per l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina. Sarebbe stata una partita molto importante da giocare per tutti, per la squadra in primis che avrebbe potuto gareggiare tra spalti amici con il sostegno di tutta Chioggia, che certamente sarebbe intervenuta a tifare per un team che adesso ha bisogno di sentire il pubblico vicino a sé e di essere spinta a portare a casa il risultato e allontanarsi così dalla coda della classifica. Per la città per la quale lo stadio rimesso a nuovo rappresenta un sacrificio economico soprattutto, qui sono stati convogliati fondi che in tanti hanno pensato sarebbe stato meglio dirigere altrove, ma anche tante attenzioni, seppur gli uffici si siano concentrati anche su altro e non si siano focalizzati solo ed esclusivamente sulle modifiche richieste per rendere a norma il Ballarin. Per l'amministrazione che ha cercato in tutti i modi di essere pronta nel momento in cui si sarebbero tirate le somme e tutto era a posto, nonostante non ci sia il nulla osta, il miracolo Ciosotto è stato compiuto. Per la presidenza che siamo convinti attenda che questo momento arrivi il prima possibile e per le maestranze che non si sono risparmiate per rispettare i tempi, lavorando fino a quando era necessario, di sera, di domenica, con la pioggia senza risparmiarsi. Sarebbe stata una grande partita per dare il via alla stagione del Ballarin, una partenza col botto, la penultima ahimè in classifica, l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina contro la seconda, la Nerossi Vicenza, una squadra con 8 punti contro una che ne ha 31, una vittoria per l'Union contro le 9 vittorie del Vicenza, 8 sconfitte per l'Union, una sola per il Vicenza, una partita, un derby, lo si definisce, che in palio sembra mettere un importante desiderio di riscatto, non solo per la rosa dei giocatori ma anche per il pubblico. Abbiamo visto anche durante lo scorso campionato che alcune partite dovevano essere gestite anche fuori dallo stadio con le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso sorgessero problemi o tafferugli. Il Ballarin adesso è attrezzato per un pubblico numericamente maggiore, soprattutto tra gli ospiti. La partita è un match importante, la tensione sembra essere palpabile. Qualcuno ha ipotizzato anche l'insufficienza di posti auto per l'affluenza del pubblico prevista, una situazione che avrebbe potuto innervosire. Iniziare la stagione al Ballarin con una partita così importante sarebbe stato un bel banco di prova anche per le forze dell'ordine. Lo sarà per la prossima partita in casa, veramente in casa questa volta, ci auguriamo. L'inaugurazione del Ballarin si rimanda quindi all'8 di dicembre contro la prima in classifica questa volta, il Padova. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. La Corte Costituzionale ha detto a Toscana, Campania, Puglia e Sardegna che l'autonomia è costituzionale. Questo è il primo risultato di questa sentenza. Dall'altro sicuramente ha detto che i LEP, che peraltro sono stati resi obbligatori da questo governo, ho sentito parlare dei LEP dal 2001, ma solo questo governo li ha introdotti, non debbano essere definiti solo con provvedimenti e azioni governative, ma debba essere coinvolto il Parlamento. Alla luce di tutto questo cosa dico? Dico, uno, che siamo sulla buona strada perché l'autonomia non è stata per nulla cancellata. Due, che i LEP, se si tratta di far modifiche, immagino che il governo le farà, ma stiamo parlando, diciamo, di un parallelo all'autonomia. Tre, è fondamentale ricordare che il fatto che sia costituzionale l'autonomia pone non pochi problemi rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro referendum. Immagino che andrà a finire male anche questa partita. Detto tutto questo, si continua a lavorare sulle materie non LEP, non lepizzabili, su quelle materie che non sono soggetti ai LEP, e quindi possiamo lavorare tranquillamente, perché non mi risulta che la Corte abbia detto che non si debba lavorare e continuare con le trattative. AF Energia, ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina,
dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Dopo la riqualificazione della struttura Boschetto con l'inserimento del nuovo reparto con 25 posti aggiuntivi che a breve sarà inaugurato, si penserà a riqualificare la struttura del Girasole. Fiero di darne comunicazione il presidente del Consiglio d'amministrazione Antonio Serraino. Il CSH Son è risultato uno degli enti beneficiari del bando regionale 2023-2025 per interventi edilizi nel settore sociale e sociosanitario. Il finanziamento sarà in conto capitale a rimborso graduale e la riqualifica prevede interventi antisismici e opere edili che porteranno un aumento di efficienza energetica e il miglioramento del benessere dei residenti. L'intervento inizierà a partire dai primi mesi del prossimo anno con la progettazione della ristrutturazione. Il Consiglio di amministrazione dell'ente si è messo subito a disposizione dell'assessore di riferimento Sandro Marangon per dare un indirizzo ai luoghi che si andranno a creare in modo che possano concretamente rispondere alle esigenze delle persone fragili. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Durante l'assemblea dei soci di Chioggia Ortomercato del Veneto, che si è tenuta lo scorso 11 novembre, l'amministratore unico di SST, dottor Viapiano, ha comunicato che in base alla delibera del Consiglio Comunale 139 dello scorso 21 ottobre, SST è stata incaricata dal Comune di Chioggia di gestire il mercato ortofrutticolo di Brondolo. Nell'assemblea di SST, il socio unico Comune di Chioggia, rappresentato dal sindaco Mauro Armelao, ha deliberato che la nuova gestione inizierà il prossimo 1 dicembre. I soci Sico e Capo hanno espresso perplessità per i tempi ristretti, suggerendo di posticipare l'avvio almeno al 1 gennaio del 2025, consentendo di chiudere il bilancio al 31 di dicembre e completare in tempo le decisioni tecniche necessarie per il passaggio di gestione a SST. È stato inoltre evidenziato che la delibera del Consiglio Comunale consente a SST di affidare la parte orticola a privati o ad altri soggetti, purché conformi ai criteri stabiliti dalla legge regionale sui mercati alla produzione. L'amministratore unico di Chioggia Ortomercato del Veneto, Giuseppe Boscolo Palo, ha ricordato che durante la commissione consiliare del 26 settembre il sindaco aveva menzionato un bando per la gestione della parte orticola, esprimendo fiducia nella possibilità che Chioggia Ortomercato del Veneto possa partecipare a tale bando. Boscolo Palo ha concluso sottolineando che affinché ciò avvenga è necessario il recesso di SST da socio di Chioggia Ortomercato del Veneto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Sul New York Times è stato pubblicato un articolo molto interessante per quanto riguarda il cambiamento lento, direi lento, sulla comprensione da parte dell'opinione pubblica mondiale, ma anche da parte delle istituzioni mondiali, sull'energia nucleare. Infatti da uno degli ultimi summit del clima, in cui praticamente il nucleare veniva assolutamente escluso come soluzione alla crisi climatica, questa percezione sta cambiando. Nel 2023 22 paesi si sono impegnati a triplicare l'uso dell'energia nucleare entro la metà del secolo e nel 2024 altri 6 si sono uniti al patto.
questo tipo di produzione, questa tecnologia, non emette gas serra ed è sempre più vista come una soluzione complementare alle fonti rinnovabili come il solare e l'eolico. Molti paesi, tra cui Canada, Francia, Stati Uniti e Corea del Sud, stanno pianificando la costruzione di nuovi reattori, mentre nazioni senza esperienza nucleare come il Kenya e la Turchia stanno vedendo in questa tecnologia come cruciale per soddisfare la crescente domanda energetica e ridurre l'inquinamento atmosferico. In Turchia stanno costruendo la prima centrale nucleare e stanno pianificando altri 2 impianti per far fronte all'aumento del consumo elettrico. Le sfide ovviamente non sono da poco, perché ci sono sia i costi molto elevati per la realizzazione di un impianto, i ritardi e ovviamente tutte le difficoltà politiche che hanno rallentato lo sviluppo del nucleare. Ci sono paesi come la Germania e il Giappone che hanno chiuso alcuni dei loro impianti a causa dei timori legati alla sicurezza. Alcuni critici considerano irrealizzabile l'obiettivo di triplicare la capacità nucleare globale, citando le incertezze sui costi e anche ovviamente sulla resistenza dell'opinione pubblica. Negli Stati Uniti l'amministrazione Biden ha intensificato il sostegno al nucleare fornendo finanziamenti per nuovi progetti come 3 reattori che verranno realizzati in Polonia e 6 piccoli reattori in Romania. Anche in Romania, che ha già ottiene un quinto della sua energia elettrica dal nucleare, si stanno valutando nuovi impianti, anche se hanno avuto dei grossi ostacoli in quanto i loro lavoratori più qualificati sono andati negli Emirati Arabi e quindi è stato un ulteriore ostacolo. L'Italia, anche se si investe sempre più nelle rinnovabili, ma ricordiamo però che ci sono sempre tantissime difficoltà anche per un semplice impianto di biogas agricolo, e tutti questi ostacoli burocratici, ma anche di qualsiasi comitato contrario, rallentano i progetti. Purtroppo anche i politici spesso alimentano addirittura il timore nel nucleare, ignorando che c'è un problema cruciale del costo dell'energia. L'energia in Italia, il costo dell'energia è quasi il doppio rispetto a paesi come la Francia e la Spagna, e questo ovviamente va a discapito della competitività industriale. Il tema resta divisivo, mentre ci sono alcuni che vedono nel nucleare una soluzione per il clima e la sicurezza energetica, altri ancora lo considerano una fonte di inquinamento e rischio. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 16 novembre, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove per tutto il mese di novembre ci saranno gli sconti su tutti gli zaini, i trolley e gli astucci del 30%. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, la pagina di Facebook Chioggia Azzurra, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.